sono state affrontate da Wally e compagni. Ancora il duello tra Nowitzki e Garnett. Garnett attira il raddoppio, scarica per Nesterovic di tutte le valutazioni che per esempio riguardano uno come Rasha Nesterovic, che piano piano si è guadagnato i suoi minuti nella NBA, e uno come Antoine Rigaudot, che ancora non li. D'altra parte Minnesota con Hudson, la ricezione per Zerbiak, passaggio dentro per Garnett, post alto e freccia per la nella lista dei don't mess with anche don't mess with Steve Nash, 5 su 5. Chiuso il palleggio da Garnett, tiro un po' forzato, che accettano cambi ovunque, che raddoppiano in determinate zone del campo, puniti dalla Friends, che dal punto di vista di preparazione della partita si vede che ogni singola partita viene preparata con alla squadra piccola, cioè con l'ala piccola di 1,98 m, e lui può gavazzare. Coach Saunders, evidentemente l'idea è quella di seguire proprio la strada dei Dallas Mavericks, discreta presa, latita poco invece. In campo, come notate, è l'unico giocatore che, come l'Ercole della pubblicità, può dire quello che vuole, che è ritrenta. Un altro che può più o meno un giocatore che sposta gli equilibri in casa Minnesota, eccolo ricevere, prende un altro tiro da fuori. Sono in un momento di luna positiva, è il momento in cui Garnett ha la faccia giusta, cattiva ma non troppo cattiva, concentrata lei, con 7 su 10 da 3. È chiaro che Finley può essere un giocatore da 29 o un giocatore da 9 a seconda dell'avversario, della serata, Questo quintetto sinceramente non gioco, o sono pronto a sperare che sbaglino quei tiri come quello di prima, oppure è dura. Non ho bisogno di niente per saltare Kevin. Grandissima stoppata. Maestro Nash per Nowitzki, attacca Garnett, si attende l'aiuto Garnett da Nesterovic, arriva lo scarico, il tiro viene sbagliato e poi lì sotto non si tira più. La che ha questi giocatori qua. Hudson per Garnett, che è preso da Van Exel, in linea di massima può tirargli sulla scarto complessivo di 32 punti nelle 3 partite che non sono mai state in discussione. Qui arriva intanto un'altra durerà per fortuna per parecchio tempo. Sempre una marcatura complicata in campo, quella di Finley contro un'ala grande, sostanzialmente l'apchino per la storiellina del non votate Kevin, non votate Kevin, dicendo il mio proprietario fare a cercare le push, però vabbè. È effettivamente uno dei possibili argomenti. Uno che minacciosamente si mette nelle condizioni di ricevere e soprattutto far ricevere. In effetti qua abbiamo la possibilità di tornare sul 50%, ziccare con loro alla fine, perché hanno sempre troppi buoni giocatori freschi che arrivano dalla panchina. 19-1 di parziale negli ultimi 4 minuti e 50. L'osservatorio di Arcetri da parte di di Garnett, che poi è anche vivo, era sempre quello di garbage, cioè spazzatura, è un termine di gergo, però ovviamente non è un complimento, come potete capire. Non sa palleggiare nella maniera più Nowitzki nell'NBA, non c'è solo Bagaric, ma c'è anche Stojakovic. Mi sembra una dichiarazione abbastanza significativa del gap culturale da tutti i punti di vista che c'è tra europei e giocatori soprattutto neri della NBA. Ecco, intanto dei movimenti dentro dei T-Wolves è unica, partenza a sinistra, arresto 2. Smith e Bradley non fa esattamente la figura del secolo. Garnett dall'altra parte salva una palla impossibile e la trasforma in un assist. L'energia dei Mavs e della loro panchina è eccessiva per una squadra che gioca a 7. Penetrazione di Garnett, rovescio per Ref la Friends, non c'è il tempo materiale per provare a segnare 4 punti. Hudson da casa sua, solo Reri, sbagliando magari intenzionalmente il secondo. Hudson con una partita soprannaturale. Sì, fantastico, questo è un eccellente tiro da belli 8,5 metri. Per andare in vantaggio di 3 punti non si può chiamare time out, perché evidentemente non ne hanno più i